servizio operazione antimafia in manette i capi delle famiglie mafiose di Palma di Montechiaro e Favara. Doveva essere esercizio provvisorio per un mese, invece coprirà anche febbraio. Al via con Fly to Palermo una notte gratis su 3, si atterri al Falcone Borsellino. Ombra resta alla guida dell'aeroporto di Birgi, ma rimane aperto il progetto di fusione tra le due strutture. Deni vuole usare la struttura per eventi extracalcistici, ma aspetta di leggere il bando del comune di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento, 9 arresti nell'ambito dell'inchiesta Condor e la prosecuzione dell'inchiesta Xidi. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. All'alba di oggi i carabinieri del comando provinciale di Agrigento e del ROS, con il supporto dei militari dei comandi provinciali di Palermo, Trapani, Enna, Caltanissetta, del nucleo operativo Cinofini e dello squadrone Liportato Carabinieri Cacciatori, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale DDA, a carico di 10 soggetti, 5 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 4 degli arresti domiciliari, di cui uno all'obbligo di dimora, gravemente indiziati a vario titolo d'associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Nello stesso contesto sono state eseguite 23 perquisizioni personali e locali, di cui 3 in carcere, nei confronti dei destinatari dei suddetti provvedimenti e di altri soggetti indagati a vario titolo nello stesso procedimento penale. L'intervento repressivo scaturisce da convergenti esiti dell'indagine denominata Condor, condotta dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento, e da quella denominata Xidi, condotta dal ROS, che già nel febbraio del 2021 aveva registrato la prima fase esecutiva. Le indagini coordinate dalla DDA di Palermo hanno così consentito di acquisire un grave compendio indiziario relativo agli assetti mafiosi nel territorio di Favara e in quello di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, quest'ultimo caratterizzato, come accertato da sentenze definitive, dalla convivenza dell'articolazione territoriale di Cosa Nostra e di formazioni criminali denominate Paracchi, sul modello della Stidda. In tale contesto sono stati raccolti indizi relativi al tentativo di uno di loro degli indagati di espandere la propria influenza al di là del territorio palmese e segnatamente a Favara, al villaggio Mosè di Agrigento, al ruolo di garante esercitato dal vertice della famiglia di Palma di Montechiaro a favore di un esponente della Stidda, al cospetto dell'allora reggente del mandamento di Canicattì, all'ipotizzato controllo delle attività economiche nel territorio di Palma di Montechiaro, con specifico riferimento al settore degli apparecchi da gioco e della mediazione per la vendita dell'uva, cosiddetto senza LIE. Nel territorio di Favara, mediante l'imposizione del cosiddette messe a posto e imprenditori operanti nel territorio appunto della zona favarese, con danneggiamenti avvenuti a mezzo incendio, all'ipotizzata operatività di una parallela struttura associativa con base a Palma di Montechiaro e diretta da soggetti indiziati di appartenere alla Stidda, che gestiva il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In merito a quest'ultima attività delittuosa, le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi in ordine all'avvenuta commissione di diversi episodi di spaccio. Con riferimento poi a reati ai fini contestati ad alcuni degli indagati, sono stati acquisiti e giudicati dal GIP gravi indizi in ordine all'interferenza esercitata da Cosa Nostra sul lucroso settore economico delle transazioni per la vendita di uva e la progressiva ingerenza in detto settore della Stidda. In tale ambito sono emersi gli assetti rapporti del vertice della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro con la cosiddetta Andrina Calabrese dei Barbaro di Platì, il controllo illecito di una grossa parte del remunerativo settore imprenditoriale delle slot machine e degli apparecchi da gioco installati nei locali commerciali,
L'attività estorsiva posta in essere in danno di un imprenditore costretto ad astenersi dalla partecipazione onesta giudiziaria finalizzata alla vendita di alcuni terreni, tentata estorsione in danno di un imprenditore operante nel settore della distribuzione, gestione di congegni, apparecchi elettronici, gestione di impianto pesatura dell'uva, i cui proventi sarebbero stati in parte destinati al mantenimento dei detenuti, estorsione consistita anche all'imposizione di assunzione di uno degli stessi indagati ai danno di un'impresa aggiudicataria dei lavori nel comune di Ravanusa, all'incendio perpetrato ai danni del titolare di un'autodemolizione del deposito giudiziario. In carcere sono finiti Nicola Ribisi, 42 anni, ritenuto capofamiglia della mafiosa di Palma di Montechiaro, Giuseppe Sicilia, 43 anni, ritenuto capofamiglia mafiosa di Favara, Giuseppe Chiazza, 42 anni, di Palma di Montechiaro, Domenico Lombardo, 31 anni, di Agrigento, Baldo Carapezza, 27 anni, di Palma di Montechiaro. Ai domiciliari invece Salvatore Calvano, di anni 52, già arrestato nell'operazione San Calogero, Ignazio Sicilia, 48 anni, di Favara, Francesco Centineo, 38 anni, di Palermo, Giovanni Cibali, 35 anni, di Licata, obbligo di dimora per Luigi Montana, 40 anni, di Ravanusa. La provincia, al fianco dell'autorità giudiziaria, ha colpito in maniera importante quelle che sono le organizzazioni criminali di tipo mafioso che interferiscono con il buon andamento, la libertà, la serenità di questo territorio. Il nostro obiettivo è quello di liberare la provincia di Agrigento, ma più in generale la nazione, da quelli che sono i fenomeni criminali che rendono meno serena la nostra gente. Ci sono i capifamiglia di importanti città dell'Agrigentino. È importante sottolineare come i nostri obiettivi siano i capi di queste organizzazioni criminali, coloro i quali si atteggiano a reggenti, a comandanti, a figure di riferimento, perché tagliando le teste più importanti di queste organizzazioni riusciamo a liberare le città, ma soprattutto riusciamo a restituire ai cittadini la forza di comunicare e di denunciare estorsioni, danneggiamenti, incendi, aggressività che semplicemente devono essere azzerate. Mi auguro di essere il ministro che arresterà Messina Denaro, lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando ad Agrigento della ricerca del super latitante. Vediamo. Durante la conferenza stampa in occasione della visita del ministro Matteo Piantedosi e del capo della polizia Lamberto Giannini alla prefettura di Agrigento si è anche discusso sulla cattura del latitante Matteo Messina Denaro, su sollecitazione del collega Franco Castaldo, che con apposita domanda ha voluto sapere se ci sono novità in merito alla latitanza del più ricercato boss mafioso del momento da circa 30 anni. Matteo Piantedosi ironicamente ha risposto: speriamo che possa essere io il ministro ad arrestare Matteo Messina Denaro, auspicando da ministro giustizia nei confronti delle vittime che venga preso, e sarebbe per la Sicilia una notizia magnifica, e confido sulle forze di polizia e della magistratura. Io da Ministro dell'Interno, guardi, esprimo l'auspicio, potrei dire niente di diverso, ammesso anche che sapessi qualcosa di più e di diverso. Me lo auguro veramente, insomma, ovviamente corrisponderebbe una cosa normale augurarselo, e anche per un fattore di giustizia nei confronti di tante vittime della mafia, perché siamo in Sicilia, in terra di origine della mafia. Per me adesso la mafia non è più solo qui in Sicilia, la mafia è intesa come evoluzione di un fenomeno che adesso probabilmente uccide meno, ma fa ben altri danni non meno gravi. E quindi sicuramente esprimo un auspicio, confido nell'opera e nella professione degli inquirenti, dei magistrati, delle forze di polizia che ci stanno lavorando. Più di questo non voglio né posso dire. Le immagini io quando ne possa essere contento, se ciò dovesse accadere, per diversi giorni parleremo di qualcosa di ben diverso, con i temi migratori, non solo per questo ovviamente. Lo segnalo, la domanda è quando va appropriata, diciamo, dal punto di vista anche dei sentimenti che le posso rappresentare. Noi prima di venire qui stamattina, perciò abbiamo tardato un po' perché abbiamo avuto un evento importante alla scuola allievi ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza del Capo dello Stato, in cui si è presentata la prima puntata, credo, di questo bel prodotto televisivo che è stato realizzato e che credo comincia la trasmissione stasera sulla vita del generale D'Annunzio. Quindi la sua domanda è quando mai appropriata anche come
Quindi le esprimo sicuramente un auspicio, mi auguro di essere il Ministro dell'Interno che avrà la fortuna di raccogliere il lavoro che altri, forze di polizia, magistratura, da tempo sta portando avanti in questa direzione. Non so se vuoi dire qualche cosa di questo. Sì, chiaramente l'impegno massimo, l'auspicio è quello di arrivare poi al risultato e dare al signor Ministro questa opportunità. Però certamente c'è un impegno, ma da parte di tutte le forze di polizia, perché ogni tanto si è sentito dire che la lotta alla mafia non c'è nel dibattito, se ne parla poco. In realtà, come testimoniano anche i risultati per esempio degli arresti, delle misure di prevenzione, delle confische, delle aggressioni patrimoniali che sono state fatte da tutte le forze di polizia, l'attenzione e l'impegno sono massime, perché sappiamo bene come quello della lotta alla criminalità organizzata sia uno dei principali doveri dello Stato e sia una necessità per riuscire sempre, intesa chiaramente sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, a contrastare queste forme di criminalità che vanno a incidere su quello che poi è lo sviluppo tutto della nazione e di questa regione. Furto in un'abitazione ad Aragona. I ladri hanno approfittato dell'assenza della proprietaria di casa, una pensionata di 78 anni che era uscita per andare a fare la spesa. I malviventi hanno forzato un infisso al primo piano e sono riusciti ad entrare. Portati via preziosi e oro di famiglia. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. A fare la scoperta e a denunciare l'accaduto è stata la pensionata. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Nuovo codice dei contratti. L'Ordine degli Architetti di Agrigento continua a protestare perché metterebbe a rischio le regole più elementari della trasparenza, dei principi dell'equo compenso e della dignità dei professionisti. Vediamo. Sul codice dei contratti interviene con un suo appello il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, affermando come la scomparsa della centralità del progetto nell'esecuzione delle opere pubbliche, ridimensionati i concorsi di progettazione, chiuso il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed eliminate le regole che premiavano il talento dei progettisti, sono questi i punti che continuano ad alimentare un forte dissenso degli architetti sul nuovo codice dei contratti, già approvato in linea provvisoria dal governo e adesso al vaglio delle commissioni parlamentari per il parere di competenza. Gli architetti agrigentini, afferma Lamendola, sono tra i sottoscrittori di una lettera aperta inviata lo scorso 23 dicembre al Presidente del Consiglio dei Ministri da 102 ordini professionali in rappresentanza di oltre 150.000 architetti italiani, con l'obiettivo di stimolare il governo a superare le tante criticità del nuovo codice dei contratti. Rischiamo di tornare indietro di 30 anni, afferma il presidente dell'ordine agrigentino Rino Lamendola, con un codice che mortifica i più importanti principi per garantire la qualità delle nostre opere pubbliche e la trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. È appena il caso di ricordare che gli incarichi di progettazione vengono affidati con procedure diverse in relazione all'importo stimato dai corrispettivi posti a base di gara. Il nuovo codice, continua Lamendola, eliminando ogni regola per il calcolo dei corrispettivi, consentirà alle stazioni appaltanti di sottostimarne l'importo e di procedere con affidamenti diretti in luogo di procedure aperte, a dispetto delle regole più elementari della trasparenza, dei principi dell'equo compenso e della dignità dei professionisti. Siamo ben consapevoli, afferma il presidente Rino Lamendola, del fatto che le nuove regole alimenteranno inevitabilmente fenomeni come quelli che nel 2016 hanno visto il comune di Catanzaro affidare un piano regolatore a un professionista a fronte del compenso di €1. Pertanto, conclude il presidente degli architetti agrigentini, pretendiamo una forte e immediata reazione dei nostri vertici nazionali, ai quali chiediamo una maggiore incisività nelle sedi istituzionali affinché vengano superate le criticità rilevate e addirittura di arrivo sia approvato un codice in grado di garantire l'apertura del mercato, la trasparenza, la leale concorrenza e l'equo compenso, rilanciando contestualmente il concorso di progettazione quale strumento ideale per promuovere il talento dei professionisti, fondamentale per garantire la qualità dell'architettura e la qualità della vita nelle nostre città, conclude
il presidente dell'ordine Rino Lamendola. Stop alla gestione provvisoria, ok a 2 mesi di esercizio provvisorio fino al 28 febbraio. Dopo l'accordo raggiunto in conferenza dei capigruppo, l'Assemblea regionale ha votato un emendamento che modifica il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione Bilancio e ha prorogato l'esercizio provvisorio fino al termine di febbraio, anziché al 31 gennaio, come inizialmente previsto dal Governo. Hanno votato 32 deputati a favore, 19 si sono astenuti. Il tema della gestione del bilancio in 12esimi, con un congelamento dell'attività di programmazione e ricorso all'esercizio provvisorio che comunque garantisce solo l'ordinaria amministrazione, è rimasto sullo sfondo di uno scontro tutto interno ai forzisti. Durante l'atteso intervento di Gianfranco Miccichele, ex presidente dell'ARSA, da tempo all'attacco del collega di partito e capo dell'esecutivo Schifani, ha affermato: consegno le dimissioni dal Senato. Uno dei motivi che mi hanno convinto a fare questo è perché sento il bisogno, oltre che il dovere, di difendermi. Rimango in Sicilia e in quest'Aula. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento autorizzativo della Bolano Annunziata, la nuova infrastruttura elettrica di Terna che collegherà la Sicilia con la Calabria. Per la realizzazione dell'opera, strategica per l'intero sistema elettrico italiano, Terna investirà 105 milioni di euro. L'infrastruttura in corrente alternata a 380 kV, inserita nel piano di sviluppo decennale della rete di trasmissione italiana, consentirà di incrementare fino a 2000 MW complessivi la capacità di scambio di energia elettrica tra l'isola e il continente, a beneficio dello sviluppo delle fonti rinnovabili previsto nel sud Italia. Inoltre permetterà di migliorare la magliatura della rete e la flessibilità di esercizio, rendendo ancora più sicuri i sistemi elettrici del sud Italia e della Sicilia. L'opera si compone di più interventi. Il principale consiste nella posa di un cavo elettrico sottomarino lungo circa 7,5 km che unirà le stazioni elettriche di Bolano in provincia di Reggio Calabria e di Annunziata a Messina. Questo elettrodotto sarà dotato anche di un collegamento in fibra ottica per la trasmissione dei dati. Inoltre Terna realizzerà 2 linee elettriche interrate. La prima, lunga circa 3 km, parte dall'approdo siciliano e arriva alla stazione di Annunziata. La seconda, lunga circa 500 metri, si snoda dall'approdo calabrese fino alla stazione di Bolano. Attualmente la Sicilia e la Calabria sono collegate da 2 elettrodotti a 380 kV. Il collegamento sorgente Rizziconi tra Scilla e Villafranca, entrato in esercizio nel 2016, e la linea Bolano-Paradiso risalente agli anni 80. Fly to Palermo, una notte gratis per chi vola in città e resta 3 notti. C'è il servizio. Il 2022 si conclude turisticamente con un bilancio positivo per la Sicilia, meta tra le preferite da turisti italiani e stranieri in quest'anno che segnava il ritorno a una quasi normalità dopo i 2 anni di pandemia. Mare, natura, cibo, tradizioni, ma soprattutto la storia e l'arte delle città siciliane, prima fra tutte Palermo. Il capoluogo isolano è di fatto meta turistica tra le più ambite, come dimostra anche l'interesse crescente da parte delle compagnie aeree che investono sempre di più sullo scalo palermitano. L'obiettivo è quello di destagionalizzare i flussi per dare la possibilità al turista di vivere pienamente la città in ogni periodo dell'anno. Torneremo ai 3 milioni e mezzo circa di flussi turistici nella città di Palermo, dopo purtroppo essere scesi intorno al 1 milione proprio nel periodo della pandemia. Lo faremo non soltanto attraverso il turismo che naturalmente arriva in città, lo fa perché Palermo è una città bellissima, ma anche attraverso la valorizzazione di quei periodi più difficili per città come la nostra, ma in generale per il turismo, che sono chiaramente quelli invernali e lontani dalle festività. Proprio per questo, con la collaborazione di Federalberghi, abbiamo lanciato un'importante iniziativa, Fly to Palermo, nella sua edizione Winter, che partirà il 10 gennaio e si concluderà il 21 marzo, proprio per dare rilancio a questo periodo di bassa stagione, nel quale sicuramente è più difficile per gli albergatori, ma non solo per gli albergatori, anche per tutti i componenti della filiera turistica,
significa fare turismo e farlo in maniera qualificata, in modo tale da rendere produttivo il settore. Quindi il biglietto per Palermo, quindi la carta d'imbarco, diventa un vero e proprio passepartout per accedere a tutta una serie di agevolazioni, ma non solo, albergo, anche ristorazione grazie all'adesione di FIPE e perché no anche piccole botteghe artigiane per valorizzare il tessuto produttivo locale a partire dalle sue peculiarità grazie alla CIDEC, ma anche un vero e proprio paniere di servizi accessori grazie a Confcommercio, che ha voluto aderire con il suo settore benessere, all'SC che ha aderito invece con il mondo dello sport, delle palestre e del benessere a più ampio spettro, ma hanno aderito anche i tassisti e gli NCC e proprio in questi giorni aderirà anche l'AMAT con alcuni servizi accessori, offrendo delle agevolazioni a tutti i turisti che vorranno arrivare a Palermo anche in termini di servizio di trasporto pubblico locale. È evidente quindi come il turismo non raccoglie soltanto il mondo dell'alberghiero, dell'extraalberghiero, ma anche un vero e proprio paniere di servizi aggiuntivi che devono essere valorizzati e maggiormente conosciuti, e questo è importante farlo con la collaborazione di GESAP da una parte, naturalmente in relazione a questa iniziativa, ma anche, lo ha ricordato bene, del Porto di Palermo con il quale sono in atto importanti relazioni proprio per creare rapporti privilegiati affinché Palermo possa essere un hub crocieristico, in modo tale che il turismo del mondo delle crociere non sia più soltanto un turismo mordi e fuggi, ma sia un turismo che vede le sue ricadute commerciali anche per l'intera città. Il presidente della regione Renato Schifani fa marcia indietro, ci ripensa e riconferma Salvatore Ombra, presidente dell'Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Trapani Birgi, ma non molla sul progetto di fusione con l'aeroporto di Palermo. Ombra era stato fatto sostituire nell'ambito dello spoil system con l'ex presidente dell'ENAC Vito Riggio. Vediamo. Ho seguito con attenzione la notizia sul futuro dell'aeroporto Vincenzo Florio e di una possibile alternanza relativa alla governance dell'Airgest. Apprezzo le posizioni prese dagli amministratori e dai deputati del territorio e nel rispetto delle prerogative regionali chiedo proprio a quest'ultimi di farsi promotori di un incontro con il presidente della regione siciliana per affrontare insieme il futuro dell'aeroporto di Birgi. A parlare il sindaco della quinta città della Sicilia, Marsala, vale a dire Massimo Grillo, che continua: sono fiducioso che il presidente Schifani riuscirà a sintetizzare gli interessi del territorio, ascoltando le realtà interessate, mettendo in campo progettualità di lungo termine. Lo scalo di Birgi è diventato, grazie all'apporto economico della regione, al lavoro e all'impegno del management di Airgest guidato da Salvatore Ombra, un'infrastruttura fondamentale per il territorio provinciale, ed è auspicabile che le decisioni sul suo futuro, nel rispetto delle prerogative del governo regionale, vengano prese ascoltando la comunità locale. Come ribadito, reputo essenziale supportare le iniziative politiche e istituzionali finalizzate ad assicurare investimenti e contratti anche con le compagnie low cost di medio e lungo termine. Il comune di Marsala è disponibile a fare la propria parte, onorando gli impegni assunti con Airgest, ma anche per studiare soluzioni condivise per incentivare la definizione di rapporti di medio-lungo termine e assicurare maggiore sicurezza ai nostri operatori turistici. È arrivato il momento di garantire, è sempre il sindaco marsalese che parla, quello che è mancato fino ad ora: certezza di futuro. E avviandosi a conclusione continua: ritengo importante consolidare la collaborazione con il neosindaco di Palermo La Galla e la GESAP in un rinnovato e chiaro rapporto politico e istituzionale utile a sostenere il progetto del governo regionale nel gestire 6 scali dell'isola, vale a dire 2 sole società, una orientale già costituita, l'altra occidentale, in un quadro di chiara programmazione come strada maestra. La gestione unitaria degli scali della Sicilia occidentale, chiosa Grillo, consentirebbe di sviluppare programmi di medio e lungo termine per risultare maggiormente attrattivi sui mercati e razionalizzare i costi, migliorare i servizi, promuovere e valorizzare gli interessi turistici. E nelle ultime ore il grande lavoro politico di chi da lungo corso ha a cuore il territorio, crediamo noi,
ha fatto sì che lo stesso Schifani a mezzo stampa dichiarasse con esito positivo il recente incontro con il vertice di Airges Salvatore Ombra, rinnovandogli la propria fiducia, permettendogli di proseguire il mandato sino alla naturale scadenza prevista nel 2025. Aggiungendo di lavorare insieme per intensificare l'interazione con lo scalo palermitano e che è stata pure l'occasione per fare un'approfondita panoramica sulle sfide che attendono l'aerostazione trapanese in termini di espansione e crescita di traffico passeggeri, in particolare nell'ottica della prevista e forte interazione che già esiste e che diventerà sempre più intensa con il Falcone Borsellino, fino alla realizzazione del progetto di fusione, concludendo di impegnarsi a creare immediatamente un tavolo di lavoro con Rete Ferroviaria Italiana per collegare velocemente i due terminal, considerando la già appaltata opera sul restante tratto della Palermo-Trapani ed un progetto di variante che prevede la fermata presso il Vincenzo Florio. Progetto nazionale di Mare Vivo Nautic Blu, finalizzato a sensibilizzare gli studenti che vogliono inserirsi negli ambiti lavorativi del settore nautico e del suo indotto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentata a Sciacca nell'aula magna dell'Istituto Nautico Don Michele Arena la sesta edizione del progetto nazionale di Mare Vivo denominato Nautic in Blu, finalizzato a sensibilizzare gli studenti che vogliono inserirsi negli ambiti lavorativi del settore nautico e del suo indotto. I saluti istituzionali sono stati fatti dal luogotenente Triolo, in rappresentanza della locale Capitaneria di Porto e dall'assessore all'ambiente del comune di Sciacca e dal presidente di Mare Vivo Sicilia Fabio Galluzzo insieme alla sua direttore Mariella Gattuso. Hanno presentato anche la nuova programmazione delle attività, lasciando la parola ai prestigiosi relatori che hanno affrontato temi che caratterizzano l'intervento, cioè i cambiamenti climatici, la transizione ecologica, la gestione dei rifiuti, l'economia circolare, la bioeconomia, l'importanza della biodiversità e le grandi emergenze ambientali che mettono a rischio il futuro del nostro pianeta. Agli studenti è arrivato anche il saluto del responsabile delle risorse umane Tiziano Minuti della Caron The Tourist Service, un'azienda che sostiene Mare Vivo lo sviluppo del progetto Nautic in Blu. Il progetto anche quest'anno si arricchisce della collaborazione di importanti enti di ricerca che da anni conducono studi approfonditi sullo stato del mare, delineando una situazione di grave pericolo che richiede indifferibili interventi strutturali e non solo da parte delle istituzioni preposte, ma anche da parte delle comunità chiamate a impegnarsi in azioni di prevenzione e difesa e modificare atteggiamenti e comportamenti che incidono sulla sopravvivenza dell'ambiente naturale. I temi che caratterizzano il progetto sono stati affrontati anche dal dottor Cuffari dell'ARPA Sicilia. Riferendosi allo specifico sistema marittimo, ha introdotto i concetti di economia circolare, le cause principali dell'inquinamento delle acque, la perdita della biodiversità e le opportunità offerte dalla moderna microeconomia, non solo a vantaggio del sistema produttivo, ma anche a fronte di un nuovo orientamento professionale. Il prossimo appuntamento è fissato per il giorno 16 gennaio, nel quale lo staff di Mare Vivo, insieme agli esperti, presenterà il progetto agli studenti di Caio Duilio di Messina. Dopo anni di abbandono iniziano i lavori del restauro dell'Arco Calafato, portale quattrocentesco del centro storico di Agrigento. Vediamo. Cominciati i lavori per liberare il prestigioso Arco Calafato dei cavi di servizio che i fornitori di energia e telecomunicazioni avevano installato negli anni ad Agrigento, una bella notizia per il portale di 400 anni fa di via Oblati nel cuore del centro storico di Agrigento, che versa in uno stato critico e di totale abbandono. A enunciarlo ieri è stato Francesco Picarella, ex assessore della Giunta Miccichè. A conclusione di questa fase, spiega Francesco Picarella, si dovrà procedere alla preparazione del cantiere per il restauro. I limiti della burocrazia hanno fatto slittare questi lavori per mesi, approvati e finanziati nel dicembre del 2021 con un progetto di recupero nel ruolo di assessore al turismo insieme all'assessore Gerlando Principato. I beni culturali, continua Picarella, costituiscono un elemento importante all'interno dell'economia di una destinazione, oltre a rappresentare un momento di arricchimento dal punto di vista umano e sociale.
ancor di più se la città ambisce a diventare capitale italiana della cultura. Ricordiamo che l'antico Arco di Calafato tornerà presto al suo originario splendore. Sin dal suo insediamento l'amministrazione Miccichè aveva posto l'attenzione sulla necessità di avviare le procedure tecniche e amministrative per mettere in sicurezza il prezioso arco, patrimonio delle città, incassando il parere positivo anche da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali, individuando anche le somme necessarie. Adesso quindi potranno ripartire i lavori. Si tratta di un restauro conservativo a valenza scientifica con interventi di manutenzione che prevedono lo studio dei materiali, l'intervento di montaggio della protezione, il puntellamento della struttura, il successivo consolidamento delle fesolizzazioni, quindi l'illuminazione artistica che ne esalterà la bellezza. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Gestione Stadio e Seneto di Agrigento, il patron Deni afferma: aspettiamo di leggere il bando ufficiale, vogliamo utilizzarlo anche per eventi extra calcistici per rimpinguare le casse della società e riportare l'Acragas nel calcio professionistico. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il patron dell'Acragas, Giuseppe Deni, è intervenuto in merito alla nota stampa diffusa recentemente dall'assessore allo sport del comune di Agrigento, Costantino Ciulla, circa la volontà dell'amministrazione comunale di affidare a privati tramite un bando la gestione dello stadio Seneto e del campo di calcio di Fontanelle. Il proprietario del club biancazzurro dichiara nel corso di una conferenza stampa fatta ieri pomeriggio: da quel che mi risulta il comune di Agrigento, riferendosi a una norma relativa alla trasparenza che giustamente ci sta tutta, la concessione dello stadio Seneto farà fede al regolamento degli impianti sportivi e dunque chiunque ha un interesse alla gestione della struttura potrà partecipare al bando, presentare la propria offerta e aggiudicarsi la gestione degli impianti. Se davvero il bando dovesse essere così strutturato, cioè senza ombra di dubbio una presa in giro nei nostri confronti, continua Deni. Infatti, se si fa riferimento al regolamento comunale, la società avrebbe in concessione il campo, ma per farne solamente attività calcistica, mentre fin dall'inizio avevo detto che per rimpinguare le casse dell'Acragas era necessario essere autorizzati e messi nelle condizioni di organizzare delle attività extracalcistiche, come ad esempio gli eventi musicali di alto profilo. Quindi, continua Deni, sto aspettando la pubblicazione ufficiale del bando per capire cosa hanno messo all'interno per poi fare le giuste osservazioni. Ma dalle prime cose che leggo e dalle prime cose che sono venuto a conoscenza non mi sembra un bando tanto confortante nei nostri riguardi. Spero di sbagliarmi, continua Deni, e mi auguro di essere smentito per il bene dell'Acragas e dei suoi straordinari tifosi. Io ho rilevato l'Acragas perché ne sono tifosissimo e amo tantissimo questa squadra. Il mio sogno è quello di portarla nuovamente nel campo professionistico, ma ho necessariamente bisogno di avere uno stadio idoneo e confortevole. Avere lo stadio Seneto in gestione è di fondamentale importanza anche per fare crescere ulteriormente il nostro settore giovanile. L'Acragas, continua Deni, ha assunto anche una funzione sociale nel territorio, togliendo molti giovani dalle strade e dalle brutte esperienze. Ci sono tantissimi ragazzi che sognano di giocare con l'Acragas e noi vogliamo regalargli questa gioia, però senza lo strumento di lavoro, ovvero i campi di calcio, non possiamo fare nulla. Non ho mai chiesto contributi a sostegno finanziario, non ci servono, chiedo solamente che l'Acragas possa avere in gestione lo stadio Seneto e il campo di calcio di Fontanelle. Aspettiamo di leggere il bando ufficiale e poi faremo le nostre valutazioni, conclude il patron Giuseppe Deni nel corso della sua conferenza stampa. Il coro polifonico della parrocchia di San Gregorio ad Agrigento si allarga e fa posto a 29 voci bianche. Vediamo. Nella parrocchia di San Gregorio si è tenuto un momento di preghiera e canti in onore a Gesù Bambino. Ha cantato il coro di San Gregorio Agrigentino con quello delle voci bianche, un insieme di fiati composto da giovani ragazzi della comunità parrocchiale. Il concerto è stato diretto dal maestro Alfonso Lupo. Ampia la partecipazione da parte della comunità e di tanti appassionati della musica sacra. Il coro anima le celebrazioni parrocchiali e spesso si dedica alle comunità a momenti di preghiera e di canto.
Quest'anno una grande novità è stata quella del coro Voci Bianche. Ben 20 bambini hanno arricchito il coro polifonico degli adulti. Un ringraziamento particolare al parroco Don Nino Gulli. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.